Amore, sono tornato! Ma che sta succedendo? Ma Ganna, ma dove sei, Ganna? È arrivato il momento che tutti quanti noi e tutti quanti voi stavamo aspettando. È arrivato il momento in cui Anna e Claudio faranno il loro primo falò di confronto. Sì, ma lei chi è? Il primo a sedersi sul tronco sarà Claudio. Ma quale tronco? Mi scusi, ma lei chi è? Ma quale tronco? Chi c'è il divano? Claudio, la redazione ci ha comunicato che hai richiesto un falò di confronto. Che cosa ho richiesto io? Siamo andati a trovare Annandrea e le abbiamo chiesto di incontrarti a questo primo falò del confronto. Se deciderà di incontrarti, la vedrai arrivare di là. Du corridoio? Amore, me lo spieghi che cosa sta succedendo? Amore, me lo spieghi che sta succedendo, per favore? Quando abbiamo cominciato questa avventura io non pensavo che ti saresti spinto tanto oltre. Ma tanto oltre dove, amore? Ma di quale avventura parli? Anche io sono stata tentata da tanti uomini, ma per rispetto tuo non ho fatto niente, a differenza di quello che tu hai fatto con quella. Ma quella chi, amore? Ma di che stai parlando? Anna, credo sia arrivato il momento di fare vedere a Claudio qualche video. Ma poi chi su cazzo è? Grazie Massimo, grazie. Grazie Massimo. Tieni, mettiti queste cuffie. Grazie Massimo. Guarda, guarda. Che cosa devo guardare? Guarda. Anna è andata dal parrucchiere, ho un po' di tempo libero e tu lo sai, quando sono da solo vengo sempre da te. Bravo, bimbo mio, bravo. Tu mi fai schifo, cioè sei da solo e te ne vai da quella. Ma che c'entra? Ma guarda No, ma che c'entra lo dico io! E questa ti chiama pure bimbo mio! Ma come si permette? È mia madre! Ora è sua madre! Non ora, è stata mia madre sempre, cioè, è mia madre da quando la conosco, no? Ora, Sì. Anna, ti consiglio di fare vedere il secondo video quando Claudio nella casa si è approcciato alla seconda tentatrice. Io chi ci uccise mano? Io chi ci uccise mano? Ed eccomi qua. Nonna, pure tu ci sei! Oggi ci sei tu, la mamma, le donne più importanti di tutta la mia vita! No! Ma c'è mia nonna! Tua nonna! E che cosa hai fatto adesso qua? Maiale! Mamma, la tua pasta mi commuove! Ma perché Anna non te li fa mai i bucatini? Quella ci parte che mi vuole fare i bucatini, ma mi arrivano i croccantini, manco li vuole il cane! Anna, a cucinare fa schifo! E fa schifo! Oh, gioia mia. Forse quella di prima era meglio. Bravo! Complimenti! Sei proprio un signore! Vabbè, scusa, hai ragione, qua ho sbagliato, scusa, ti chiedo scusa, hai ragione. Io? Che ti volevo preparare la pasta con una salsa barbecue buonissima! Ragazzi, è arrivato il momento di decidere. Anna, adesso puoi scegliere se uscire da questa casa da single o rimanerci per continuare a cucinare la pasta con la salsa barbecue al tuo Claudio. Massimo, io ci ho pensato. E purtroppo io lo amo. E siccome ho già calato la pasta mezz'ora fa, Come mezz'ora fa? io decido di uscire con Claudio! Amore, abbracciami! Va a scolare la pasta! Amore, abbracciami! La puntata termina qui. Per Anna Andrea e Claudio l'amore ha prevalso. Per quanto quest'ultimo le ha mancato tante volte di rispetto, ma Anna Andrea lo ha perdonato decidendo di rimanere a cucinare la pasta con la salsa barbecue, pensando ad un amore che rimarrà per sempre in eterno. E ora sta pasta che salsa barbecue, te la mangi pure tu! Te la devi mangiare pure tu! 3 ore